Euroregione News. Il Mercatino della Bontà dona 16 sorrisi. Centinaia di studenti e studentesse provenienti da scuole del Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia si sono ritrovati sotto la piramide del centro commerciale Città Fiera Torreano di Martignacco per dare vita alla 16ª edizione del Mercatino Internazionale della Bontà, dove tutti si sono cimentati, aiutati dai docenti, nella veste di imprenditori etici, sulle bancarelle ogni sorta di oggetto da poter vendere al pubblico con l'obiettivo di realizzare un importo in parte da tenere e in parte da dirottare verso la solidarietà. A beneficiare dei 3.000 euro raccolti la Onlus Operation Smile Italia. Questi fondi serviranno a ridare il sorriso a 16 bambini del Madagascar affetti da labiopalatoschisi, più comunemente conosciuta come labbro leporino, una malformazione che nei bambini provoca disagio e isolamento sociale. La missione di Operation Smile si svolgerà ad Antisrabe in Madagascar dal 3 al 13 aprile. L'obiettivo è quello di operare 150 pazienti. Prenderanno parte alla missione 5 volontari italiani, 2 anestesisti, una logopedista e 2 chirurghi. La scuola che quest'anno si è distinta per la raccolta dei fondi più alta è stato l'Isis Arturo Malignani di Udine, al secondo posto la scuola primaria Dante Alighieri di Butrio e al terzo posto l'Istituto Comprensivo di Vasian di Prato, scuola primaria Fruc. Antonio Maria Bardelli, patrono di Città Fiera e del Mercatino. Ormai è 16 anni che vivo questo momento e ogni volta c'è un misto fra allegria e speranza. L'allegria di vedere tanti ragazzini che vengono dalla Croazia, dalla Slovenia, dall'Austria e dall'Italia naturalmente, e la speranza perché se c'è questa sensibilità, se la costruiamo in questi bambini, loro sono il nostro futuro e quindi speriamo in un futuro migliore. Anche quest'anno si è rinnovato il progetto La Solidarietà di Prossimità, che ha premiato 2 scuole ad ex aequo, la terza C scuola primaria Alberti di Udine con il progetto Un Passo Avanti e la scuola elementare italiana di Cittanova in Croazia con il progetto Il Mercatino della Bontà di Cittanova. Entrambe le realtà si sono distinte per l'originalità del progetto sviluppato dagli studenti, pensato per raccontare la propria opera solidale. Tra le autorità intervenute il sindaco di Martignacco Gianluca Casali, Giovanni Barillari, assessore del comune di Udine, Maurizio Tremul, presidente dell'Unione Italiana che ha accompagnato le scuole provenienti da Croazia e Slovenia, e Laura Rizzi, delegata del rettore dell'Università di Udine. L'aspetto sociale, etico, umano delle relazioni, del dare al prossimo, della generosità sono elementi che una persona ha in più, che se riusciamo a svilupparli quando sono piccoli e crescono con questi elementi tutto diventa molto più bello, le persone diventano più complete. L'università non sempre forma questo, anzi non forma, e spera però di trovare ragazzi che abbiano già queste doti. E questo fa parte un po' non della formazione disciplinare ma dell'essere persona. Non dimentico però, e cito, che l'Università di Udine sta dedicando da 5 anni un grande impegno agli studenti con le difficoltà. Le difficoltà che possono essere di ansia, che possono essere metodo di studio, che possono essere di SA, che possono essere tante problematiche, e ci sono dei progetti molto specifici che gratuitamente l'università offre a chi ha bisogno di un supporto per riuscire a portare avanti i propri studi. Quindi l'attenzione al prossimo è un elemento fondamentale, l'attenzione allo studente è un elemento centrale dell'Università di Udine, direi in linea con tutta questa bella giornata, con lo spirito di questi banchetti, di queste presentazioni, di questi gruppetti di ragazzi che mi hanno già venduto un meraviglioso fiorellino. Anche per questa edizione il Mercatino Internazionale della Bontà è stato arricchito dalle esibizioni degli ambasciatori junior. Tutti i partecipanti hanno indossato i panni di ambasciatori della propria terra natia, presentandolo attraverso balli, canti popolari, proverbi e rappresentazioni teatrali. Quest'anno grande protagonista la Croazia, che ha partecipato con entusiasmo e ha proposto un divertente spettacolo in dialetto rovignese.